Sindaco Pan, una grande emozione, un bagno di folla e il governatore presente per l'inaugurazione dell'elisoccorso e del pronto soccorso. Sì, da decenni che a Cittadella aspettiamo un nuovo pronto soccorso, abbandoniamo finalmente questi spazi angusti dove i cittadini hanno avuto lunghe file d'attesa, a volte nei corridoi, in spazi non più gestibili, e quindi un ringraziamento, come ho detto prima, al nostro governatore Luca Zaia, che si è impegnato a portare sia i finanziamenti sia questo importante progetto per Cittadella con il nuovo elisoccorso e il pronto soccorso, che porterà sicuramente un grande beneficio a tutta la cittadinanza, no? E anche naturalmente a tutta l'Alta Padovana. Voltando pagina, so che è stata raccolta la questione della moschea Cittadella. Sì, diciamo che da parte della maggioranza di Cittadella questa questione è stata raccolta male, i nostri cittadini non hanno bisogno certamente di queste presenze, visto anche i fatti internazionali che stanno succedendo, quindi c'è anche grande preoccupazione. È chiaro che poi ci sono sempre quelli che speculano su queste cose e pensano che comunque con questo buonismo che viene portato avanti dalle solite associazioni si possono risolvere i problemi. Noi dobbiamo sapere chi sono queste persone, devono rispettare le nostre leggi, il nostro modo di pensare e soprattutto devono trovare dei posti che siano in regola anche per pregare.